Finisce il percorso dell'Akragas nel campionato di Serie D Girone I, la società ha comunicato il ritiro della squadra. Continuano gli appuntamenti per la festa del mandorlo in fiore, stasera il premio a Claudio Crescenzo, fondatore del festival I Bambini del Mondo, a seguire lo street food in via Atenea con i gruppi partecipanti alla manifestazione. 39 arresti antimafia eseguiti tra Catania e Messina. Il TAR dice no al ricorso sulle elezioni dei liberi consorzi, si terranno regolarmente il prossimo 27 aprile. Interessante convegno su fragilità e solitudini che ha visto ospite Monsignor Paglia della Pontificia Accademia per la Vita organizzato dalla Nuova Agorà. Si è discusso di sicurezza nel posto di lavoro alla Chiesa del Sacro Cuore di Gesù con Don Mario Sorce. Il Lions Agrigento Ossolo lunedì prossimo tratterà su multiculturalismo religioso a Villa Genuardi. Convegno di medicina domani presieduto dal dottor Carmelo Sciumè sui tumori del colon retto. L'Unital Sciacca esce a testa alta dalla Coppa Italia di Eccellenza, fase nazionale. La goal collection della 27ª giornata di campionato di Serie D Girone I. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 13 marzo giovedì. Le minacce di un ritiro dell'Akragas dal campionato di Serie D Girone I si sono concretizzate in occasione di un vertice societario che ne ha decretato la sua fine. Si dovrà ripartire ora dai campionati minori. Il club ha preso atto di non poter garantire la continuità nella stagione in corso. Continuerà invece l'impegno per il settore giovanile. Una vera beffa per la nostra città capitale della cultura che ha ricevuto finalmente il finanziamento per l'impianto di illuminazione, purtroppo senza squadra in campo. Ce ne parlano i colleghi Lentini e Cairone. Le minacce di un possibile ritiro dell'Akragas dal campionato di Serie D Girone I si sono concretizzate a conclusione di un vertice societario che ha decretato la fine ingloriosa del gigante. Poche parole di commiato che riassumono l'epilogo finale del club e lasciano nello sconforto più totale i tantissimi tifosi biancazzurri sparsi in ogni angolo del mondo. Mancavano 7 partite alla conclusione del campionato, 5 in Sicilia e 2 oltre lo stretto, che se disputate avrebbero permesso, pur retrocedendo, di ripartire dall'eccellenza. Invece, con la rinuncia depositata in Lega, a nome di chi ancora non si sa, si dice addio al calcio e si dovrà ripartire dai campionati minori. Tale epilogo era nell'aria da alcune settimane con i calciatori che avevano iniziato a defilarsi tra squalifiche, infortuni, abbandoni più o meno velati e con seri problemi di pernottamento. Questo è il crudo comunicato diramato dalla società. La società dell'Akragas comunica ufficialmente di aver trasmesso alla Lega Nazionale Dilettanti la propria rinuncia improrogabile alla prosecuzione del campionato di Serie D Girone I. Dopo un'attenta e sofferta valutazione, il club ha preso atto dell'impossibilità di garantire la continuità della stagione agonistica a causa di difficoltà gestionali ed economiche che non consentono di proseguire il percorso intrapreso. Nonostante questa difficile decisione, continua sempre il comunicato, la società conferma il proprio impegno nella crescita dei giovani talenti e proseguirà regolarmente le attività del settore giovanile con l'obiettivo di garantire continuità e sviluppo al movimento calcistico locale. Sin qui il comunicato stampa dell'Akragas. Tutto questo quando alcune settimane or sono, in un'affollata conferenza stampa, guarda caso, era stata preannunciata la pubblicazione del decreto di finanziamento da 1.033.000 euro per la realizzazione dell'impianto di illuminazione che dovrebbe concretizzarsi entro l'anno in coincidenza con Agrigento Città della Cultura 2025. Un obiettivo importante e significativo per la città e tutti gli sportivi che adesso sì vedranno la luce, ma non certo il calcio che conta. Innumerevoli commenti e gli attacchi degli sportivi, molti dei quali, pur con la morte nel cuore,
auspicano un pronto ritorno del gigante nelle categorie che gli competono. Attualmente c'è solo grande silenzio da parte della politica, forse distratta dalla kermesse della sagra del mandorlo in fiore. Adesso, con animo più sereno, la prossima settimana si cercherà di riordinare le idee e far ripartire il calcio e con, si spera, maggiore entusiasmo. Unica consolazione rimasta è il proseguo delle attività giovanili. Il giocattolo lo hanno definitivamente distrutto. Agrigento si conferma così una città a perdere anche nello sport. Alla città è stata tolta una valvola di sfogo. Come non pensare in questo momento alla grande sceneggiata, una delle tante, quella di Emanuele Canzonieri, che aveva parlato di un progetto fallito prima di nascere. Anche lui forse sapeva che ad Agrigento ci si può permettere di tutto, anche di prendere in giro così facilmente la popolazione. Dell'apparizione in città di questo imprenditore rimangono le foto nella stanza del sindaco Franco Miccichè, il quale è stato frettoloso concedendosi ai fotografi con uno sconosciuto che si è scoperto da lì a poco, creando un altro brutto precedente nella storia dell'Acragas. Una sceneggiata come tante nella triste vicenda che riguarda l'Acragas degli ultimi tempi. E come non ricordare in questo momento di grande delusione un presidente costretto ad andare via, ovvero Marcello Giavarini, che qualcuno anche recentemente ha cercato di rendere ridicolo con delle affermazioni che alla luce degli avvenimenti si commentano da sole. Giavarini invece aveva portato all'Esseneto il calcio che conta, da grande signore, un uomo che è giusto elogiare nel momento più buio per la squadra. Il comunicato che sancisce la rinuncia alla Serie D costituisce sicuramente una mazzata per i tifosi. E a proposito di tifosi, bisogna riconoscere che quelli biancoazzurri sono persone per bene, giovani che non sono mai andati oltre agli slogan, perché Agrigento è fatta così ed è abituata a soffrire in silenzio. Ma non si può non tenere conto dell'amarezza, magari sentiremo urlare all'indirizzo, possiamo immaginare di chi, per il torto subito, malgrado l'attaccamento ai colori, dimostrato da sempre. Intanto qualcuno abbia la sensibilità di chiedere scusa ai tifosi e alla città. Diversi gli appuntamenti oggi per la festa del mandorlo in fiore, nel pomeriggio la sfilata dei gruppi da piazza Pirandello a piazza Cavourri, quindi in serata al Teatro Pirandello il galà I Bambini del Mondo con il conferimento dei premi Claudio Crescenzo. Il premio è legato al ricordo del papà del festival, Claudio Crescenzo, che insieme a Giovanni Di Maida idearono il Festival Bambini del Mondo. Un premio che va oltre e coniuga il folklore con la promozione culturale e quella di umana e sociale, afferma Giovanni Di Maita. Il gruppo vincitore viene esaminato per l'impegno nel trasmettere non solo le tradizioni popolari del proprio paese, ma anche i valori della pace propri del nostro festival. Quindi il tanto atteso appuntamento serale dedicato allo street food, una festa in città con i gruppi di folk internazionali in via Atenea. E nell'ambito dell'attività di promozione storico-culturale avviata dalla rivista Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, il comandante provinciale di Agrigento, Nicola De Tullio, ha consegnato una copia del numero speciale I Carabinieri del 1943 sulla storia dell'arma all'Archivio di Stato di Agrigento, alla Biblioteca Lucchesiana, alla Biblioteca Comunale Franco La Rocca di Agrigento, alla Fondazione Sciascia di Racalmuto. Il servizio. Nell'ambito delle attività di promozione storico-culturale avviata dalla rivista Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, il comandante provinciale di Agrigento, Nicola De Tullio, ha consegnato una copia del numero speciale I Carabinieri del 1943, che raccoglie testimonianze e approfondimenti sulla storia dell'arma all'Archivio di Stato di Agrigento in occasione di un incontro con il direttore dell'ente Rossana Florio alla Biblioteca Lucchesiana, diretta da Don Angelo Chillura allo scopo di rendere fruibile il volume alla comunità.
Altre copie sono state consegnate anche alla Biblioteca Comunale Franco La Rocca di Agrigento e alla Fondazione Ciacia di Racalmuto. L'opera tratta degli eventi storici che hanno riguardato il paese nel 1943 e sottolinea la deportazione di circa 2000 carabinieri nei campi di concentramento da parte delle truppe di occupazione naziste. Dedica un capitolo al valoroso gesto del vicebrigadiere Salvo D'Acquisto che il 23 settembre di quell'anno immolò la propria vita per salvare quelle di una ventina di cittadini innocenti ingiustamente accusati di avere commesso un vile attentato nei confronti di alcuni soldati tedeschi nel territorio di Torrimpietra, sul litorale laziale, ove l'eroico militare prestava servizio in qualità di comandante della locale stazione di carabinieri. La Chiesa ha avviato un processo di canonizzazione del martire, recentemente sfociato nella promulgazione del decreto che ha riconosciuto la venerabilità della sua figura. Maxi operazione antimafia, eseguiti 39 arresti tra Messina e Catania. Una maxi operazione antimafia è stata portata a termine alle prime luci dell'alba nelle province di Messina e Catania. I carabinieri del Comando Provinciale di Messina e i finanzieri dei comandi provinciali di Catania e Messina hanno eseguito misure cautelari emesse dai GIP dei tribunali del capoluogo peloritano e di quello etneo, su richiesta delle rispettive procure, nei confronti di 39 persone a vario titolo indagate per associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al narcotraffico, numerosi episodi di spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e trasferimento fraudolento di valori. All'operazione hanno preso parte oltre 260 carabinieri e finanzieri dei comandi provinciali di Catania e Messina. Le indagini hanno delineato nel periodo corrente dal 2020 un quadro aggiornato degli equilibri criminali e della loro evoluzione nella fascia di territorio a cavallo tra le province di Catania e Messina, documentando l'influenza su quell'area del clan catanese Cappello di Catania, attualità del sodalizio criminale di tipo mafioso denominato Clan Cintorino, costituente articolazione locale della menzionata organizzazione catanese con cui è risultato storicamente stabilmente collegato e alleato, attivo in particolare tra Calatabbiano in provincia di Catania, Giardini Naxos in provincia di Messina, Taormina in provincia di Messina e zone limitrofe. Le due ordinanze sono il risultato della strettissima sinergia investigativa attuata dalle DDA di Catania e di Messina sotto il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nonché fra i Carabinieri e la Guardia di Finanza, finalizzata a contrastare più efficacemente le persistenti attività anche di sfruttamento economico del territorio, proprie dei citati sodalizi nei territori di confine dei distretti di Catania e Messina. In tale contesto sarebbero state ricostruite molteplici vicende criminali che avrebbero confermato, come ricostruito sulla base di indizi ritenuti gravi, come gli indagati si adoperassero per il mantenimento in vita e il rafforzamento del sodalizio mafioso, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento di omertà che ne deriva, per commettere una serie indeterminata di reati fine, tra cui in particolare quelli legati ad attività estorsive ed al narcotraffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, le investigazioni delegate dalla DDA ai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria Etnea, GICO, anche mediante intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione e riscontro, acquisizione di dati e notizie tramite banche dati in uso della Guardia di Finanza, avrebbero permesso di acquisire molteplici evidenze indiziarie fortemente sintomatiche della perpetua operatività del clan Cintorino, quale l'impegno mai scemato degli indagati per il mantenimento in carcere dei vertici storici del clan, il coinvolgimento in attività estorsive, il controllo del territorio, la disponibilità di armi da fuoco e l'attitudine di un esponente storico a continuare a impartire direttive dal carcere attraverso apparecchi telefonici a lui clandestinamente. I molteplici episodi osservati confermerebbero come il gruppo Cintorino avrebbe attuato un ramificato controllo del territorio, anche attraverso una metodica attività estorsiva nel comprensorio di Calatabbiano e nei comuni limitrofi della fascia ionica etnea e messinese, a danno di operatori economici dell'edilizia, dei trasporti e di attività turistico-ricettive. Le indagini tecniche delegate dalla DDA ai finanzieri etnei avrebbero poi restituito gravi indizi in merito al fiorente business criminale del traffico di stupefacenti, nonostante le cautele adottate dagli indagati volte a dissimulare l'attività realmente svolta per non attrarre le forze dell'ordine.
Nelle due ordinanze il GIP di Messina e Catania si sono riservati di valutare, a seguito di interrogatorio preventivo, l'adozione di misure cautelari nei confronti rispettivamente di ulteriori 13 indagati. Si precisa che per gli indagati vale il principio di non colpevolezza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. E questa mattina il questore Tommaso Palumbo ha ricevuto presso il suo ufficio i funzionari dell'amministrazione civile in servizio in due diversi uffici della questura e del commissariato di pubblica sicurezza di Sciacca, recentemente promossi alla qualifica superiore. Il questore ha elogiato l'impegno e la dedizione che negli anni i funzionari hanno profuso nel lavoro svolto con competenza, sottolineando come queste promozioni siano il giusto riconoscimento di anni di assiduo servizio, augurando loro di continuare a lavorare con passione, sottolineando l'importanza della loro funzione nell'amministrazione civile della Polizia di Stato. Si tratta del funzionario amministrativo Salvatore Atolitano, del funzionario informatico Giacomo Antonella Giocondo e del funzionario economico-finanziario Wilma Baldassano, come state vedendo nella foto. E il TAR ha respinto i 4 ricorsi per sospendere le elezioni provinciali di secondo grado al voto domenica 27 aprile per eleggere consiglieri e presidenti il servizio da Trapani. Sembra essersi risolto l'ultimo ostacolo per lo svolgimento delle elezioni nei 6 liberi consorzi. La decisione è stata presa dalla presidente della prima sezione del TAR della Sicilia. Il Tribunale amministrativo regionale, infatti, ha rigettato il ricorso contro le elezioni di secondo grado nelle ex province siciliane previste per il 27 aprile prossimo. La decisione è stata presa dalla presidente della prima sezione del TAR, Maria Cappellano, che ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo privo di giurisdizione. A presentare il ricorso è stato Giambattista Genovese, presidente del Consiglio Comunale di Ispica, assistito dall'avvocato catanese Agatino Cariola. Nella sua istanza, Genovese chiedeva che i giudici amministrativi sospendessero il processo elettorale nelle città metropolitane e nei liberi consorzi, come stabilito da un decreto del presidente della regione Renato Schifani. Il ricorso è stato contrastato dal deputato regionale del Partito Democratico Nello Di Pasquale, che ha formalmente opposto la richiesta di fermare le elezioni. Abbiamo scongiurato il tentativo del centrodestra di bloccare le elezioni di secondo grado, ha affermato infatti Di Pasquale. Volevano prolungare il commissariamento degli enti per mantenere il loro controllo, ma questa volta non ci sono riusciti. Le ex province andranno dunque al voto e, seppur indirettamente, saranno i cittadini, attraverso i sindaci e i consiglieri comunali, a scegliere chi dovrà gestire gli enti. Con questa decisione sembra essersi così risolto l'ultimo grande ed effettivo ostacolo per lo svolgimento delle elezioni di secondo grado, un processo voluto dall'ex presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, ma mai realizzato. Le elezioni coinvolgeranno i 6 liberi consorzi, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa, per cui si eleggeranno sia il consiglio che il presidente. Per le 3 città metropolitane, Palermo, Catania e Messina, invece si terranno solo le elezioni per il Consiglio, in quanto la guida dell'ente sarà affidata ai sindaci metropolitani. Incontro su fragilità e solitudine è stato questo il tema del convegno organizzato dalla Nuova Agorà, presieduto da Maria Grazia Brandara, alla presenza di Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Noi abbiamo seguito l'evento. Ecco, io sono particolarmente lieto di poter partecipare a questo convegno di Agorà, che ha il titolo straordinario perché fa pensare fragilità e solitudini. Io credo che ci troviamo di fronte a un tema che riguarda tutti e allora in questo senso portarlo in piazza, cioè in Agorà, è quanto mai utile, perché c'è bisogno di vincere la fragilità con il prendersi cura gli uni degli altri, perché le solitudini alla fine rovinano la vita, arrivano fino ad uccidere. Ecco perché l'impegno che nasce dal riconoscimento di una fragilità che ci è comune a tutti
porta una scelta, un impegno. L'unico modo per superarla è prenderci cura gli uni degli altri. È una grande sfida che potremmo chiamare anche la sfida della fraternità, della sororità, potremmo dire di sì. In questo senso Papa Francesco, al quale va il nostro pensiero in questo momento, ci ha dato un orizzonte straordinario con l'enciclica Fratelli Tutti. Ecco, siamo tutti fragili, ma poiché tutti fratelli e sorelle, se vogliamo vivere come si deve, con dignità, dobbiamo davvero prenderci cura gli uni degli altri. Sì, un evento veramente molto significativo, molto importante per dare voce appunto a tutto ciò che in realtà tende a celarsi, tende a non essere manifesto alla società, quindi la fragilità e la solitudine. Le parole di Monsignor Paglia veramente ci hanno confortato e illuminato. Monsignor Paglia ha da sempre, con tanta passione, tanta esperienza e tanta competenza, seguito le fragilità degli anziani. Io sono neuropsichiatra infantile, appunto la direttrice dell'unità operativa della neuropsichiatria di Messina, del Policlinico, e seguo i minori. Mi piacerebbe tantissimo che l'impegno, la passione, lo sforzo e soprattutto i grandissimi risultati raggiunti da Monsignor Paglia potessero replicarsi anche in età evolutiva negli adolescenti, che purtroppo ad oggi risentono tantissimo della fragilità e della solitudine. Agora delle donne nasce 30 anni fa. Prima prioritariamente aveva una mission che era la presenza delle donne nelle istituzioni, e poi ci siamo resi conto man mano che il tempo passava che, diciamo così, alcuni risultati importanti sono stati raggiunti e avevamo quasi in mente di chiudere l'associazione. Poi abbiamo fatto una riflessione insieme a tutti gli altri del direttivo e ci siamo detti che oggi invece è il tempo di occuparci del sociale. Soprattutto ci sono tematiche che non possono consentire, cioè non possiamo girarci dall'altra parte e non fare nulla. E quindi abbiamo trasformato Agorà delle Donne in una nuova Agorà che deve continuare a tessere una tela di valori che possa essere anche di esempio e di attrazione per chi ha qualcosa da dire e ha qualcosa da proporre agli altri. E allora siamo rimasti incantati abbiamo ascoltato Monsignor Paglia una sera in TV che presentava forse un suo libro e abbiamo fatto di tutto per averlo ed oggi siamo contenti e onorati di averlo qui con noi. Perché? Perché possiamo parlare di fragilità e di solitudini, varie solitudini che interessano tante fasce della popolazione, tante fasce di età, ma consentitemi maggiormente la solitudine degli anziani è quella che ci dà forse qualche preoccupazione in più. Allora ci siamo detti perché non mettere insieme la tecnologia, ma utilizzarla come ponte per poter fare in modo che la gente anziana soprattutto, ma anche tutti quelli che hanno qualcosa da dire o qualcosa da fare, trovi dei posti per potersi incontrare e avere anche un calore umano, una pacca sulle spalle, un saluto, un abbraccio, che credetemi, sentiamo tante interviste quando vanno nelle RSA o la persona anziana ha bisogno solo di una cosa, un sorriso, un qualcuno che dia loro conto. E si è svolto ieri ad Agrigento, presso l'oratorio della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, un incontro sulla sicurezza nel posto di lavoro nell'ambito delle iniziative organizzate dall'Ufficio Diocesano per la Paristorale Sociale, diretto da Don Mario Sorce, inserito nel contesto del Giubileo ordinario della Chiesa Agrigentina. Relatore è stato Carmelo Burgio, presidente del Comitato Consultivo dell'INAIL. Le interviste ai protagonisti. Oggi si parla di sicurezza nei luoghi di lavoro. Oggi si parla del lavoro in sicurezza e della preziosità del lavoro nella nostra patria, nella nostra regione e nella nostra provincia. Purtroppo si registrano ancora troppi incidenti sul lavoro. Nel 2024 si registravano 543.021 incidenti sul lavoro e 1.090 morti sul lavoro, ancora troppi. Bisogna aumentare la sicurezza e far sì che il lavoro, che non è solo prezioso ma è fondamentale per il lavoratore e la sua famiglia,
sia vissuto con tutte le garanzie necessarie che permettano al lavoratore ma anche all'impresa di essere più sereni nello svolgere le loro mansioni. Ricordiamo che questa iniziativa si inserisce nell'ambito del Giubileo. Si inserisce nell'ambito delle celebrazioni del Giubileo e delle giornate di studi sociali che l'Ufficio di Pastorale Sociale del Lavoro ormai da più di 20 anni fa ogni anno, e quest'anno abbiamo scelto proprio il lavoro. Questa sera parleremo di sicurezza nel mondo del lavoro, domani a Sciacca, la seconda giornata, parleremo del lavoro nella dottrina sociale della Chiesa. Si discute oggi di sicurezza nei luoghi del lavoro in questa iniziativa portata avanti da Don Mario Succe della consulta parrocchiale. Esatto, si discute proprio di salute e sicurezza perché ancora questo argomento non è arrivato completamente nella nostra cultura, quindi cerchiamo attraverso una serie di iniziative di diffondere il tema della salute e sicurezza, perché ad Agrigento abbiamo un trend negativo, soprattutto nella nostra provincia, dove stiamo cercando unitamente ai NAIL, e ringrazio in particolar modo il direttore, il dottor Filippo Buscemi, che ha una spiccata sensibilità, rapidità verso tutte le iniziative che potrebbero migliorare la sicurezza nei nostri luoghi di lavoro. Ecco, cosa si fa per migliorarla fattivamente? Stiamo cercando di portarla intanto nelle scuole, anche quelle primarie. Oggi sono contentissimo di questa iniziativa proprio in un oratorio, che è la base iniziale assieme alle scuole primarie, dove all'interno dell'oratorio si svolgono anche funzioni pedagogiche. E si svolgerà lunedì 17 marzo alle ore 10:30 presso il Polo Universitario di Villa Genuardi un convegno di studio dal tema multiculturalismo e pluralismo religioso nella polis euro-mediterranea, organizzato dal Lions Club Agrigento Host. In merito abbiamo intervistato Salvatore Malluzzo, organizzatore proprio dell'evento. Salvatore Malluzzo, giorno 17 ci sarà un interessante convegno qui al Polo Universitario. Ecco, anticipaci di cosa si parlerà. Sì, intanto il convegno si iscrive tra gli appuntamenti di Agrigento Capitale della Cultura 2025, questa importantissima sfida che certamente vede coinvolta anche, in questo caso anche il Polo, vede coinvolto anche il Polo Universitario Territoriale di Agrigento, del quale è presidente il professor Gianfranco Tuzzolino, che ringraziamo per appunto questa collaborazione che ha voluto intraprendere con il Lions Club Agrigento Host, all'interno del quale sono il coordinatore delle attività che il club porta avanti. Il club dal 1959 che opera sul territorio ha sin da subito sposato e calendarizzato nel proprio programma proprio un percorso di attività culturali, e questo convegno dal titolo Multiculturalismo e pluralismo religioso nella polis euro-mediterranea è certamente un convegno che si, ripeto, iscrive tra gli appuntamenti culturali che il club Agrigento Host ha voluto pienamente, diciamo, sposare. In cosa verte questo convegno? Vedrà la partecipazione di illustri relatori, oltre che ben 4 docenti universitari, 2 dei quali associati in diritto canonico ed ecclesiastico dell'Università degli Studi di Palermo, il mio maestro, il professore Ferrante, ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico dell'Università degli Studi di Palermo, la professoressa Maria D'Arienzo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, anche lei ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico, ma anche l'importanza tra il confronto tra le maggiori confessioni religiose. Per appunto la Chiesa Cattolica sarà presente il vicario generale dell'Arcidiocesi di Agrigento, Don Giuseppe Cumbo, mentre per la rappresentanza delle comunità islamiche italiane sarà presente l'imam Macaluso, che è il rappresentante per il Sud Italia delle comunità islamiche italiane, mentre per l'UCEI, per l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sarà presente il rabbino Cesare Moscati, rabbino capo di Napoli e per il Sud Italia. Quindi c'è grande fermento, c'è grande voglia di collaborare con le istituzioni del territorio, ma soprattutto c'è grande voglia di investire nella cultura. Ecco, ricordiamo dove sarà e quando sarà. Sì, si svolgerà lunedì 17 marzo alle 10:30
presso appunto l'Aula Magna di Villa Genuardi, quindi in collaborazione con il Polo Universitario di Agrigento. E tengo anche a ringraziare la Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, l'Avvocato Vincenza Gazziano, che ci ha offerto il proprio patrocinio, ma soprattutto sarà previsto il rilascio di 3 crediti formativi nelle materie ordinarie per gli avvocati del Foro di Agrigento, proprio a significare l'importanza di questo evento. Linea alla regia per la pubblicità. E domani Agrigento ospiterà un interessante convegno medico tenuto dal professore Carmelo Sciumè, direttore dell'unità operativa complessa clinicizzata di chirurgia generale. Si parlerà del tumore al colon retto, il servizio. Agrigento sarà teatro di un importante appuntamento scientifico dedicato al percorso diagnostico-terapeutico assistenziale per i tumori del colon retto, presieduto dal professore Carmelo Sciumè, direttore dell'unità operativa clinicizzata di chirurgia generale, endoscopica e laparoscopia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il convegno vedrà la partecipazione di illustri chirurghi sia siciliani che provenienti da altre regioni italiane in un confronto scientifico di altissimo livello. Il razionale scientifico che ispira questo incontro si fonda su un approccio avanzato multidisciplinare alla gestione dei tumori del colon retto, basato sulla comprensione approfondita dell'epidemiologia dei fattori di rischio e della biologia molecolare. L'integrazione delle tecniche di screening precoce, imaging di ultima generazione e trattamenti multimodali, chirurgia, chemioterapia, immunoterapia e radioterapia rappresentano il fulcro di un percorso mirato al miglioramento degli esiti clinici e alla sopravvivenza dei pazienti. Attraverso l'approccio multidisciplinare, il convegno intenderà sottolineare l'importanza della collaborazione tra le diverse figure professionali per garantire un'assistenza personalizzata. La ricerca scientifica in continua evoluzione è la base che consente di mantenere il PDTA costantemente aggiornato per rispondere al meglio ai bisogni dei pazienti. Un'opportunità per la Sicilia in una regione come la nostra, dove i tumori del colon retto rappresentano una sfida significativa. Il PDTA pone come elemento cruciale per migliorare le qualità delle cure e degli interventi sul territorio. Il convegno intenderà favorire non solo lo scambio di conoscenze e competenze tra specialisti, ma anche promuovere lo sviluppo per una rete territoriale efficiente e integrata. L'evento sarà un'occasione unica per discutere le più recenti innovazioni e sfide nella gestione dei tumori del colon retto, con l'obiettivo di favorire l'eccellenza e la centralità del paziente nella pratica clinica. La partecipazione di esperti rinomati rappresenterà un valore aggiunto, offrendo alla Sicilia una grande opportunità per affermarsi come punto di riferimento per l'avanzamento scientifico e medico. Maurizio Vinti, pittore apprezzato e stimato, molto conosciuto ad Agrigento, è stato trovato morto nella sua abitazione a San Leone. Secondo quanto emerso dalla prima ispezione del cadavere, Maurizio Vinti, che aveva 59 anni, è deceduto per cause naturali, probabilmente legate a una crisi diabetica. I carabinieri e i sanitari del GISE 118 si sono recati a casa allarmati da alcuni parenti, preoccupati dalla sua assenza. Nel giro degli ultimi 6 mesi Maurizio Vinti aveva perso prima la madre e poi il fratello. Passiamo ora allo sport. Nella Coppa Italia di eccellenza per la fase nazionale, l'Unitas Sciacca esce a testa alta. Ce ne parla il collega Carmelo Lentini. L'Unitas Sciacca esce con onore delle armi dal rettangolo di gioco del Cosimo Puttilli di Barletta e piegato da una rete di Lattanzio che già aveva segnato nella gara di andata giocata al Gurrera. Dinanzi ad una cornice di pubblico di oltre 4.000 spettatori, la compagine del tecnico di casa De Candia al 29esimo del primo tempo sfruttava un cross in piena aria saccense e con un colpo di testa di Lattanzio che superava il portiere. Questo episodio ha consegnato il passaggio del turno al Barletta, che adesso accede alle semifinali della fase nazionale di Coppa Italia di eccellenza contro il Giulianova. Con il Barletta giocava e gioca attualmente Nicola Strambelli, che ha timbrato molteplici presenze tra i professionisti con le maglie di Bari, Regina, Taranto, Matera, Potenza e Lecco. E vi proponiamo ora la Goal Collection relativa alla 27esima giornata di Serie D, Girone I.
È una lotta a due quella che attende il finale di campionato di Serie D. A contendersi il ritorno tra i professionisti a 7 turni dalla fine saranno Siracusa e Reggina. Scafatese e Sambiase sono ormai quasi ufficialmente fuori dai giochi. Un gol per tempo basta all'11 di Marco Turati per espugnare il campo dell'Enna. La rete dal dischetto di Maggio dà il via alla vittoria, certificata nella ripresa dalla solita incornata di Sousa, difensore di fatto goleador. Minimo sforzo, massima resa per la Reggina, che stenta a carburare contro l'Acragas e che nella ripresa trova con Barranco e Urso le reti che valgono i 3 punti. Vittoria di assoluta sostanza ma anche di prestigio per la Nissa, che batte la Scafatese a domicilio ribaltando la rete di Esposito con la punizione di Agnello e nel finale con Samaché. Blitz in terra Iblea per la Vibonese che gioisce con la rete di Alessio Cardinale consolidando il 5° posto in campionato. Nuova Igea Virtus che di rigore brucia le ambizioni d'alta classifica del Sambiase. Decide la trasformazione dal dischetto di Trombino, Igea che precede in classifica il Paternò che è Corsaro in casa del Sant'Agata per 3-2. Etnei che passano in vantaggio con Luis Enrique. Il pari di Catalano dura solo pochi minuti, ci pensa Guida a riportare avanti i rossazzurri nel secondo tempo. Pussetto firma il momentaneo 2-2 prima che Porcaro decida dagli 11 metri la sfida, firmando una vittoria che di fatto vale una ipoteca sulla salvezza. Punti pesanti in chiave salvezza per il Pompei che batte il Castrum Favara grazie alla rete di Aurino. Vittoria ossigenata anche per la Ciriale che fa suo lo scontro diretto con Licata. Giallo-blu che passano in vantaggio con Maimone, decisivo il contributo di Sueva che si porta a casa il pallone firmando la tripletta che permette ai Granata di uscire dalla zona play-out. Altro snodo cruciale rimanendo nelle zone calde la sfida tra San Cataldese e Locri. Sorride l'11 verde Amaranto con la doppietta di Gueye, intervallata dall'1-1 di Movalcar. Termina qui la nostra Goal Collection con il saluto che ha tributato Barcellona Pozzoligotto e la sua gente a Giuseppe Pugliafito, scomparso prematuramente nella giornata di venerdì. Una notizia che ha lasciato di sasso tutto il mondo del calcio siciliano, chi conosceva l'uomo e il professionista che con grande dedizione ha servito professionalmente società e colori. Una vittoria, quella di Ligea, che ha una dedica speciale in cielo. Ciao Giuseppe. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, sulle smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.